Erano pronti a colpire. In auto avevano una mazza da baseball di legno lunga 73 centimetri, un'altra in metallo e poi un coltello a serramanico da 19 centimetri. Ecco le armi nella foto scattata dai carabinieri. È una pattuglia della stazione di Castelfranco ad aver intercettato l'auto su cui viaggiavano un 54enne e un 37enne castellani. Con sé avevano mazza e coltello. La loro auto è risultata rubata ad una 37enne castellana portata via la notte del 10 febbraio dal parcheggio del cortile della sua abitazione. I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. Poche ore dopo saranno invece i carabinieri di Montebelluna, a conclusione di un'articolata attività investigativa, a scoprire e denunciare per furto aggravato e continuato 2 topi d'auto. La notte del 31 di gennaio avevano razziato decine di automobili parcheggiate in centro a Montebelluna, portando via di tutto: occhiali, marsupi, navigatori satellitari. I 2 autori del raid, un 27enne romeno residente ad Asolo e un 21enne tunisino di Cornuda, sono entrambi pregiudicati. Sono stati scoperti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Di furti in casa si era macchiata anche una donna di 68 anni, già condannata ad 1 anno e 3 mesi di reclusione. I carabinieri della tenenza di Oderzo ieri hanno dato esecuzione della misura cautelare dei domiciliari emessa dalla procura di Treviso, furti commessi diversi anni fa a San Fior e San Martino di Lupari.